Penne d'Oca! Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack! Buongiorno e benvenuti al programma radiofonico Penne d'Oca di Fondazione Radio Magica Ondus, realizzato nell'ambito del progetto Leggiamo 018 e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Io sono Matteo Carrer e ringrazio Fondazione Pordenone Legge per avermi dato l'opportunità di intervistare un grande autore di letteratura per l'infanzia che è qui con noi oggi, Pier Domenico Baccalario. Grazie a voi dell'invito, è un vero piacere. Allora, prima di tutto 2 parole sulla biografia dell'autore. Pier Domenico Baccalario è uno scrittore, giornalista e sceneggiatore, nato ad Acquiterme nel 1974. A soli 24 anni ha vinto il premio Battella Vapore con il romanzo La strada del guerriero e da allora ha scritto centinaia di libri per ragazzi che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. È considerato uno degli autori italiani più tradotti all'estero, infatti i suoi libri d'avventura e romanzi fantastici sono stati tradotti in più di 30 lingue. E nel 2014 ha fondato Book on a Tree, un'agenzia narrativa specializzata nella scrittura di storie per bambini e ragazzi. Wow. In quest'anno in cui si celebra il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, iniziamo proprio questa intervista con qualche domanda sul nuovo libro che presenterà al Festival di Pordenone Legge, Dante Giotto, la storia un po' vera, un po' romanzata, ma molto avventurosa di 2 amici geniali. Allora, ho trovato molto bello il modo in cui lei tocca il tema dell'amicizia dall'introduzione alla postfazione. Nel racconto lei immagina che i 2 artisti geniali, Dante e Giotto, fossero amici cresciuti assieme nella Firenze della fine del 1200, ma ci racconti perché il tema dell'amicizia tocca anche il modo in cui è nato questo libro. Molto volentieri. Intanto grazie alla domanda. Allora, io mi scuso con voi, ma ho anche un ringraziamento da fare io, che per la libreria Bodoni che mi sta ospitando in questo momento a Torino, perché casa mia è piena di lavori, non riuscivo a fare l'intervista, per cui sono venuto qui in una libreria amica. Guarda quanto sono importanti le librerie amiche, che ti conoscono, che sanno chi sei e che ti ospitano quando non sai da che altra parte andare. Quindi ricordatevelo tutti, tenetevi sempre una libreria vicino a casa che sappia chi siete voi e che vi sappia consigliare i buoni libri. Per me è questa e li ringrazio. Questo è anche per rispondere alla tua domanda. L'amicizia è fondamentale, credo che il lavoro che ho la fortuna di fare sia un lavoro che mi ha messo in contatto con tante persone che poi sono diventate amiche, oppure con tanti amici che poi ho trascinato a diventare contatti lavorativi. Io ho convinto alcuni miei amici della scuola, del liceo, a fare il mio stesso lavoro e mi hanno seguito con entusiasmo in questa Book on a Tree, che è questa agenzia che ho fatto a Londra ormai 7 anni fa e che poi ci è un po' esplosa nelle mani, nel senso che lavorando in amicizia e anche magari bene, forse perché si è amici, abbiamo fatto tante belle cose in giro per tutto il mondo. Di tutti questi amici invece che poi ho conosciuto lavorando e scrivendo, una in particolare che si chiama Miriam Dubini, e uso il presente anche se lei non c'è più perché un paio di anni fa ha avuto un brutto incidente in bicicletta e quindi l'incidente non è andato bene. Era una delle persone con cui ci piaceva vederci una volta all'anno, incontrarci e progettare i libri che avremmo poi scritto successivamente. Siamo fatti così. Tu immaginati un gruppo di persone che si vede, in questo momento qui fuori a 10 metri da me c'è un ragazzo che si chiama Stefano Garzaro, che è venuto a parlarmi di un libro che vorrà scrivere, ma facciamo davvero così, ci parliamo dei libri che vogliamo scrivere senza averli ancora scritti e ci diamo dei consigli. Ecco, con Miriam succedeva questo, che raccontava i suoi libri, le idee che aveva, veniva consigliata, a volte non li scriveva lei perché magari un'idea piaceva a un altro amico e viceversa, a volte eravamo noi a dare a Miriam una qualche idea. Nel caso di Dante e Giotto l'idea è sua, non è solo sua l'idea, anche lo svolgimento della storia era stato da lei abbozzato ed era un libro che aveva raccontato all'editore che l'ha pubblicato, ma che poi non ha potuto scrivere perché ha avuto l'incidente prima. Che cosa è successo? Che mettendo a posto le sue carte
il compagno di Miriam, Guglielmo, ha trovato questo libro non finito e siccome siamo amici tutti, mi ha chiamato e mi ha detto: ma te la sentiresti di prendere l'idea di Miriam e di finirla in nome suo come una storia che ricordi un po' il nostro modo di lavorare? E siccome la storia era una storia d'amicizia, quella di Dante e Giotto, ho accettato di farlo. Di fatto non è un mio libro, è un libro di Miriam a cui ho dato la forma che tu hai letto. La storia d'amicizia è questo, prendersi anche le cose che gli altri non hanno finito e finirle insieme a loro, sia che loro ci siano o che loro non ci siano più. L'invenzione appunto è tutta di questa grande autrice che ci ha lasciato. Trovo molto bello il suo gesto e penso che a Miriam sarebbe piaciuto questo libro. In questa storia, come dice lei che è un po' vera e un po' romanzata, come ha fatto a stabilire il confine tra realtà e finzione? Quanto ha dovuto studiare per conoscere i fatti storici prima di iniziare a scrivere? Un po' li avevo studiati per mia fortuna da appassionato di Dante, che ti ricordo è il primo autore di una trilogia fantasy della storia e non a caso, come in tutte le trilogie fantasy, il primo libro è il più bello di tutti, il secondo e il terzo poi non sono mai così belli, ma comunque sì, sono un appassionato di Dante e della Divina Commedia, per cui un po' di lui ne sapevo. Meno sapevo di Giotto. E quindi mi sono fatto aiutare tra l'altro da un'amica di Miriam, che è una storica dell'arte, che mi ha aiutato un po' a capire che cosa leggere, dove documentarmi su Giotto per avere un'idea chiara di chi era e di come poteva essere fatto. Dove sta la finzione? La finzione sta nel fatto che della vita di Dante e di Giotto tutto sommato si sa veramente molto poco, di qua di Giotto pochissimo. Quindi la finzione è il rapporto di amicizia così consolidato come in quel libro e la finzione è i gesti e le parole che loro si dicono a battaglia in cui partecipano. Ma è una finzione autorizzata dal fatto che non sappiamo che sia andata diversamente ed è una finzione autorizzata dall'idea che davvero nelle loro opere ci sono degli scambi molto interessanti in quello che dipinge Giotto come in quello che scrive Dante e quindi è facile immaginare che in qualche modo si fossero parlati e sicuramente avendo questi caratteri così diversi da quello che sappiamo di loro un po' si sono piaciuti e un po' no, come succede tra gli amici. Bene, ecco la mia prossima domanda. Se potesse incontrare Dante o Giotto, chi sceglierebbe, perché e cosa gli direbbe? Non ho dubbi che vorrei incontrare Giotto perché ha un carattere più simile al mio, mentre il carattere di Dante è più simile a quello di un grande mio amico che si chiama Davide Morosinotto, che fa il mio stesso lavoro, un pochino più ombroso e che lavora in questo modo, utilizzando tantissime fonti. Sto scherzando evidentemente, ma Giotto lo sento più vicino a quello che penso che sia il mio carattere, perché poi sai, ognuno di noi su se stesso è molto scarso a valutarsi, però mi piaceva la sua gioia di vivere, la sua energia, il fatto che coinvolgeva sempre le tante persone nella bottega a lavorare con lui e il fatto che abbia anche inventato delle cose apparentemente più semplici di quelle che ha fatto Dante, è meno scuro Giotto, anzi è brillante con i suoi colori. E poi insomma dobbiamo a Giotto l'invenzione di quello che tu e i tuoi compagni e le tue compagne disegnate dappertutto in giro, cioè il famoso cuoricino di quando si è innamorati in qualche modo, il primo a dipingerlo in modo efficace come cuore umano è proprio Giotto e quindi gli dobbiamo un'invenzione e un graffito, se vuoi, non da poco, si è inventato il cuore, mica male. Prima occorrenza del cuore in realtà il Cavaliere della Pera, manoscritto di qualche anno prima rispetto alla pittura di Giotto, però poco male. Ci sei ancora, Matteo? Sì? Okay. Sì, si era bloccato un secondo. Okay. Vai, perfetto. E ora lasciamo da parte Dante e Giotto e parliamo di Baccalario. Roald Dahl disse che gli adulti sono troppo seri per me, non sanno ridere, meglio scrivere per i bambini, è l'unico modo per divertire anche me stesso. Lei è d'accordo? È verissimo, Roald Dahl aveva assolutamente ragione, aveva una fortuna rispetto a Baccalario e agli autori italiani, che viveva in Inghilterra e l'Inghilterra ha una macchina di
produzione di cura degli autori per ragazzi molto più rodata e sofisticata di quella che abbiamo in Italia, e c'è una fierezza dell'Inghilterra, dove io ho vissuto 10 anni, rispetto alle creazioni dei libri per ragazzi. Quindi sono in grado di creare dei successi che diventano poi positivi anche per gli autori, perché si sentono di aver fatto qualcosa di importante per tanti ragazzi e bambini in giro per il mondo. A volte a noi succede un po' meno. Quello che è vero è che gli autori per ragazzi sono mediamente persone di grandissima simpatia e disponibilità, e che tutto il mondo della produzione di cose per ragazzi in giro per il mondo, per l'appunto, è pieno di energia, di vitalità, di idee, di formati, di cose che ti tengono vivo e passano il termine giovane. Anche se adesso mi vedi con i capelli bianchi, io ho 2 figlie con cui parlo di storie che a volte arrivano da loro, nel senso che l'ultima che ho scritto si chiama Mio zio è un gatto, chissà quando uscirà, ma me l'ha data mia figlia di 7 anni e mi sono divertito. Come abbiamo già detto prima, lei lavora anche come sceneggiatore. Che differenza c'è tra la scrittura di un romanzo e di una sceneggiatura? In un romanzo devi scrivere tutto quello che non... devi dare un ritmo che è tutto fatto di quello che i personaggi non dicono, una struttura fatta anche di pensieri e di descrizioni e di atmosfera. In una sceneggiatura ti concentri su azioni che devono sviluppare pensieri, quindi non puoi dire che una persona è stanca, devi proprio far capire o tramite il disegno o tramite il filmato che uno è stanco e quindi sbadiglia, chiude gli occhi, si sente male, o tramite oggetti. Quindi è una scrittura di azioni e di dialoghi. Il romanzo è una scrittura più completa e soddisfacente. Però il bello dei libri per ragazzi è che spesso sono veloci, e quindi nella velocità è facile farne una sceneggiatura. Grazie. E come le è venuta l'idea di fondare Book Factory? Perché ero da solo in Inghilterra con mia moglie e la prima delle nostre bambine. E quando sei in un paese che non è quello dove sei cresciuto, la prima cosa che ti domandi è: dove sono i miei amici? I miei amici erano in giro per il mondo, chi in America, chi in Spagna, chi a Berlino, chi era rimasto in Italia, e come faccio a portarli più vicini a me? Perché non lavoriamo assieme in qualcosa che ci appassiona? Ecco, ho deciso il 4 di marzo di 7 anni fa di aprire Buconetri, e il 5 di marzo mattina ero operativo con tutto fatto. Questo è perché il mercato del lavoro in Inghilterra funziona un po' meglio che il nostro. Però è stato facile aprirlo, ed è stato facile aprirlo in un paese dove se hai un'idea sono contenti. E da noi a volte se hai un'idea generi sospetto. Ma cosa vorrà fare quello lì? Lavorare e possibilmente divertirsi. E nelle sue opere parla anche di se stessa? Se non lo dice nessuno e questa intervista non va in radio e non la sente nessuno, ti posso dire la verità. Cioè sì, altrimenti sono obbligato a risponderti: no, assolutamente, uno scrittore parla soltanto dei suoi personaggi. Però sai com'è? I miei personaggi assomigliano un po' a me e un po' agli amici che conosco e alle persone che frequento. Ho raccolto in 2 mesi di spiaggia al mare a Celle Ligure quest'anno tantissimi personaggi che ficcherò nei prossimi libri che scrivo. Perché inventarli? Sono già lì. Bene, grazie mille per il tempo che ci ha dedicato. È un piacere, sono a tua disposizione. Ricordo a chi ci guarda e ascolta che Pier Domenico Baccalari sarà presente al Festival Pordenone Legge in più eventi. Presenterà il libro Dante Giotto, dialogando con Davide Morosinotto, giovedì 16 settembre alle ore 11:30 presso la Scuola Gabelli di Pordenone. Tutto il programma del festival sarà fruibile online sul sito www.pnlegge.it, e questa intervista sarà anche disponibile su www.radiomagica.org. Grande. Va bene. Naturalmente l'incontro con Davide Morosinotto è stato fatto solo per ragioni di rima, come tu puoi immaginare, perché Dante Giotto Suona bene. esatto, Dante e Bruscandoli con Guido Sgandoli. Grazie Matteo per le domande. Grazie mille. Molto in Grazie gamba, molto Matteo intelligente. e buona giornata a entrambi. Grazie, Ciao a tutti, arrivederci. ciao Arrivederci. ciao Matteo.